Tecnici del NIAT, il nucleo investigativo antincendi territoriale dei Vigili del Fuoco, sono al lavoro da questa mattina all'interno della casa di via Raffaello, dove hanno perso la vita i due anziani coniugi. All'indomani dell'incendio a Marconi, in cui sono morti carbonizzati Silvano Conte di 86 anni e la moglie Maria Favaretto di 85, si cerca di capire la causa che ha scaturito l'incendio. Potrebbe essersi trattato di un cortocircuito riconducibile forse al malfunzionamento di qualche elettrodomestico, ma al vaglio ci sono altre ipotesi, mentre i corpi sono a disposizione dell'autorità giudiziaria che si è riservata di procedere con l'autopsia. Un fatto che ci ha colpito fortemente, ha colpito tutta la comunità, e più che altro sulle modalità dell'incendio propagatosi in questa abitazione. Sicuramente bisognerà approfondire. A dare l'allarme domenica mattina è stato un 22enne, Mirko Novi, che abita al terzo piano di una palazzina poco distante. Il sindaco ha intenzione di incontrarlo. Il suo pronto intervento ha permesso a sua volta di evitare il propagarsi dell'incendio e quindi l'intervento imminente da parte dei vigili del fuoco, che sono intervenuti assolutamente in maniera pronta ed efficace. Ha fatto un dovere civico, ha fatto una cosa assolutamente molto bella e quindi penso che verrà giustamente dato un encomio a questa persona che ha dato un importante segnale a tutta la comunità. La coppia di anziani aveva 3 figli, era il marito ad occuparsi della moglie, costretta a letto senza una gamba. Una persona assolutamente che si prestava, lo si emerge da una cura maniacale di quello che è il giardino, l'orto, e quindi veramente un rammarico grossissimo.